Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Sicilia 24 Focus, in cui vi porteremo alla scoperta di alcuni dei tesori di Catania, partendo da uno forse tra i meno conosciuti, il pozzo di Gammazita, nascosto all'interno di un cortile lungo il tracciato della ferrovia che porta al Castello Ursino. Racchiude anche la leggenda della bella Gammazita, ma ci dà anche molti altri spunti. Con noi c'è Paolo Di Caro, direttore della cultura del Comune di Catania. Benvenuto. Grazie. E cominciamo col proporvi alcuni stralci di un breve documentario dedicato proprio a questo sito straordinario, realizzato qualche tempo fa da me e dal videomaker Riccardo Napoli, che poi commenteremo appunto con Paolo Di Caro. Vediamo il primo. Via Etnea, un vulcano vivo da una parte e il mare dall'altra, anche se non si vede. Nel mezzo tante storie, nascoste dove meno te lo aspetti. Anche qui in Piazza Università, ognuno di questi 4 lampioni di bronzo racconta una storia. I fratelli P, Colapesce, il Cavaliere Z e quella che qui ci interessa, la leggenda di Gammazita. Vi voglio contare la storia di una carusa sfortunata, vissuta ai tempi di Lovespro, quando i francesi su Carlo d'Angiò dominavano sta bella terra di Sicilia, marturiannola con l'arroganza e lo dispetto di cui si senti padroni in casa d'autri. La storia è chissà. Era il 1282. A dei tempi viveva in Catania una certa Gammazita, carusa bella di nobile aspetto, che ebbe la mara pensata di innamorarsi di un certo Giordano, paggio di corti giovani e avvinenti. La nostra storia si svolge intorno al 1280, siamo 4 secoli prima della grande eruzione del 1669 e poi del terremoto che stravolsero la fisionomia della città. Per capire com'erano quei luoghi all'epoca ci rivolgiamo al nostro esperto con la coppola, Jorga Prato. Il quartiere, questa zona, la zona periferica a sud che sorgeva lungo il corso dell'Amenano, che all'epoca prendeva il nome di Iudicello proprio per via della presenza di una giudecca, un quartiere ebraico. Questo quartiere era pieno di case che si addossavano sugli antichi monumenti, tra cui l'antica Naumachia, da cui prendeva il nome il quartiere stesso di Muro Rotto, ma anche lo stesso Castello Ursino, che veniva completamente ostruito, soprattutto nella sua facciata d'ingresso, niente meno che addirittura da un piccolo monastero che si trovava proprio di fronte al suo stesso ingresso. Ecco, abbiamo riportato in vita la Gammazita, interpretata da Carla Juvara, per farci un po' da guida per le vie del centro storico, e si è fermata proprio davanti al Castello Ursino, che invece già da quasi un anno è chiuso per restauro. A che punto sono i lavori? I lavori sono a buon punto, perché la vicenda dei lavori del Castello Ursino è stata interminabile a causa di una serie di ricorsi. Finalmente nel corso di questa amministrazione Tarantino siamo riusciti a sbloccare il progetto, il relativo finanziamento. I lavori sono partiti e stanno andando speditamente, perché già è stata realizzata l'impermeabilizzazione del tetto, che è un intervento importante dal punto di vista strutturale. Certo. Sul castello è necessario, perché ad ogni pioggia c'erano delle infiltrazioni d'acqua, e è quasi completo, e adesso si procederà invece con gli interventi all'interno, che sono interventi radicali che riguardano l'impiantistica, l'illuminazione, il secondo ascensore che consentirà anche di avere un ingresso disabili che può raddoppiare sostanzialmente il numero di spettatori che può contenere contemporaneamente, di visitatori che può contenere il castello. Credo che sia un intervento importante di uno dei luoghi un coffee shop, avevo letto una Sì, in realtà l'idea è che in quasi tutti i siti museali del Comune di Catania ci saranno bookshop e caffetteria, a seguito anche di un processo di esternalizzazione dei servizi museali. Noi aspettiamo che sia pronto il Castello Ursino, che è il cuore del sistema museale etneo, per poi lavorare sulla rete museale e fare in modo che i servizi che devono essere adeguati ad una città come Catania, ad una rete museale come quella catanese, possano prendere il via. Siamo fiduciosi che i lavori del castello vengano completati nei 2 anni previsti da capitolato.
Sì, la data c'è, a fine 2026 dovremmo consegnarlo interamente. Ci siamo, ma soprattutto l'idea è quella di capire se a lavori in corso ci sarà la possibilità di avere una riapertura parziale del castello. Se questo non interferirà con il cantiere, l'idea del sindaco, l'idea dell'amministrazione è quella di provare ad anticipare l'apertura definitiva del Castellursino e restituirlo alla città e al quartiere che ne ha bisogno. Quindi un castello più accessibile per tutti e più fruibile in tanti sensi. L'abbiamo visto dalla piazza, quella piazza su cui si consuma sempre una battaglia, no? Sull'isola pedonale si trova un compromesso, poi si ridiscute, insomma anche quella sembra una storia infinita un po'. Sì, io non voglio entrare su quelle che sono scelte che sono prettamente politiche, mi occupo di scelte amministrative, però c'è da dire che in realtà quando il castello sarà a pieno regime lo era già prima il luogo più visitato della città, con comitive importanti di turisti che lo sceglievano come primo luogo da visitare. Ecco, credo che quando sarà a regime, insieme agli altri luoghi vicini, perché adesso abbiamo anche il Polo Santa Chiara che ospita una parte dei dipinti della collezione dell'Ottocento che erano proprio all'interno del Castellursino, in questo momento il Curos, e insieme alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna, quella diventerà una sorta di triangolo più che di quadrilatero dei musei, come accade a Berlino. No, perché nessuno si potrà lamentare. Nessuno credo si potrà lamentare, ma perché questo accada ovviamente c'è bisogno che ci sia un sistema che sia funzionante e non evidentemente come accade adesso un cantiere sul castello che certamente limita l'afflusso dei turisti. Allora riprendiamo il nostro viaggio che ci porta adesso nella bottega dei Fratelli Napoli, la storica marionettistica di Catania che tramanda di generazione in generazione l'arte dei pupi con tenacia e grande passione, da oltre 100 anni, da Don Gaetano a Fiorenzo, Alessandro e poi Davide, Dario, Marco e tutti i nipotini, una famiglia che vive attraverso l'arte e che ci ha messo in scena una scena di una opera dedicata appunto a Gammazita. Ascoltiamola. Cavalieri, potete rispetti a Madonna Matalda. Ah, poi San Salvatore, se davvero mamate, accettate una prova? Quale prova? Parlate! Guardate alla finestra. Vedete due balconi? Da ci sta una carusa bella come la luna, ma troppo virtuosa. Non dona conto a nulla. Se due siete capaci di far la vostra mente. Al giro di lenti Gammazita all'aria e arrovigliandosi tutta scantata si trova di sopra lo Francisi che continuava a toccarla mentre ci scippava le robe d'incontro. La mischineggia gridava con tutti i sopozzi: aiuto, 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 aiutatemi! E da così dicendo, signori miei, Idra, pigliata d'impeto di pazzia, impotenti davanti alla sua condizione di femmina oramai compromessa, decisi di stare intraluposti, con gli occhi pieni di lacrime, e Lucori mutato allo soggiordano. Con il sacrificio di sé, verità storica o racconto popolare, non lo sapremo mai, Gammazita diventa leggenda. Così Catania ebbe la sua eroina e tutti da allora videro in queste macchie rosse sul fondo della sorgente, in realtà depositi di ferro, le tracce del sangue di Gammazita. Abbiamo creato questo effetto un po' ravvivando il colore di quelle macchie di ferro che poi sono appunto residui ferrosi delle acque, perché lì anche se è molto debole l'acqua scorre e che appunto nella leggenda, nel mito popolare rappresentano il sangue di Gammazita. È una leggenda molto forte che intreccia vita e morte e che rappresenta un po' l'identità, anche l'orgoglio di Catania, sempre pronta a rinascere. Sì, è uno dei luoghi simbolo della città.
poco conosciuto, ma su questo proveremo anche a lavorare nei prossimi mesi. Intanto grazie ovviamente per questo documentario che poi restituisce alla leggenda e al luogo una dignità che merita. Sì, è un luogo simbolo, c'è la lava. Io parlando con tanti catanesi scopro che molti non l'hanno mai visitato, non lo conoscono, è davvero uno dei meno conosciuti. Non ne conoscono l'esistenza. Noi in questi giorni stiamo lavorando a un progetto di messa in sicurezza del Pozzo di Gammazita per consentire una visita che non sia soltanto dall'alto, ma consenta anche di arrivare un po' più giù per vedere proprio questo sistema straordinario di lave e di incanalamento delle acque, che poi è una delle caratteristiche del Pozzo di Gammazita. Il racconto di quella leggenda fatto lì dentro è particolarmente suggestivo e ripeto, siamo a 2 passi dal Castellursino, siamo veramente in un luogo che può diventare dal punto di vista dell'attrattività turistica abbastanza strategico, anche perché mette insieme storia, cultura e tradizione popolare, che è un po' la cifra anche del patrimonio catanese. Assolutamente, infatti qua abbiamo introdotto anche sia l'arte del cunto, abbiamo sentito Marzia Ciulla che racconta questa leggenda, ma anche ovviamente l'opera dei pupi dei fratelli Napoli, che sono davvero un'eccellenza catanese, che possono essere ammirati nella loro bottega dove siamo stati, oppure nei tanti spettacoli che mettono in scena in giro per la città. Ma per esempio so anche che c'è un teatro dell'opera dei pupi alle Ciminiere che in realtà non viene utilizzato. Sì, ma in realtà stavo per dire che oltre che nei loro luoghi è probabile che molto presto si arrivi ad un museo dell'opera dei pupi, che sia del comune o della città metropolitana, importa poco. Noi abbiamo inserito all'interno del dossier di candidatura di Catania come capitale della cultura per il 2028 anche l'opera dei pupi e i fratelli Napoli, che hanno presentato un loro progetto che culmina proprio con un'attività di formazione con le scuole, con gli studenti, con i giovanissimi, per far conoscere l'opera dei pupi. E se farlo conoscere significa anche musealizzare quella che è la storia, la tradizione dell'opera dei pupi, questo può diventare un altro degli elementi di un sistema museale che tenga conto a 360 gradi di quello che accade nella nostra città. Quindi la candidatura di Catania a Capitale della Cultura 2028 sta andando avanti, so che appunto tu sei tornato proprio ieri da Roma per portare avanti questo dossier, che è un dossier impegnativo. Sì, è un dossier impegnativo, noi ci siamo fatti aiutare da professionisti, 2 società, PTS Class e Melting Pro, che hanno lavorato tutti i giorni qui a Catania insieme soprattutto agli operatori culturali. Ecco, la cosa bella di questo dossier di candidatura, al di là delle ironie che poi non fanno altro che rafforzare l'idea che queste cose bisogna farle, l'ironia sul dire capitale italiana della cultura, però c'è la spazzatura, però ci sono 1000 problemi, il traffico, le strade. In realtà noi siamo convinti che essere riusciti a coinvolgere più di 100 organizzazioni, partendo dal basso, facendo sì che il 75% del dossier sia frutto di iniziative, proposte che vengono dalle associazioni culturali, dal mondo della cultura, dal mondo della scuola, dal mondo delle istituzioni culturali, questo è decisivo per far capire che questa è una città viva che ha solo bisogno di mettere a sistema le proprie risorse, di fare in modo che anche un progetto come quello della Capitale Italiana della Cultura sia un progetto fondamentalmente condiviso. Allora andiamo avanti con il nostro documentario, vediamo adesso dove ci porta sempre Gammazita, alla scoperta questa volta proprio della profondità di questo pozzo. Il pozzo di Gammazita è ancora oggi alimentato dall'acqua, da un flusso d'acqua. In questo punto il flusso d'acqua è molto flebile, ma in realtà più in fondo si fa più forte, più robusto. E tutto questo sistema di acque sotterranee è quello che ha fatto sì che Catania crescesse per come la vediamo oggi. Tutto il centro storico ha un sistema reticolare di diffusione delle acque. I greci chiamavano queste acque amenano, rappresentandole con un toro dal volto umano. In realtà oggi non sappiamo se si tratta di un solo fiume o di un sistema più complesso di acque. L'11 marzo del 1669, da una frattura sopra Nicolosi, inizia la più imponente eruzione dell'Etna. In 4 mesi un incandescente fiume lavico percorre 17 chilometri e dopo aver distrutto orti e villaggi arriva alle mura di Catania.
La lava lambisce il monastero dei Benedettini, circonda il Castello Ursino, ne colma il fossato e invade il quartiere. La sorgente rimane così sepolta sotto 14 metri di lava, ma è così importante per l'economia della città che nel Settecento si avviano lavori di scavo per riportarla alla luce. Non più sorgente, ma pozzo artificiale, una voragine scavata nel basalto, le cui pieghe raccontano ancora oggi l'eruzione. Molto affascinante. Qua si mescola tutto, vita, costruzione, distruzione. Ogni pietra racconta una storia e ovviamente la pietra lavica ha tante storie da raccontare, tanti dettagli, come per esempio questa forma qui, un po' ad arco, che non è una cosa fatta dall'uomo, è una cosa naturale, che probabilmente descrive quello che era una galleria di scorrimento, cioè un tubo lavico, un tunnel lavico, detto anche ingrottamento, che praticamente permetteva alla lava di scorrere sottoterra, isolata dall'aria fredda esterna, e così coprire anche distanze più grandi, che è una cosa necessaria per una colata di lava di arrivare qui al mare a Catania, venendo da una Bocca Nicolosi a 17 km di distanza. Ecco, quello che trovo veramente affascinante in questo sito è che è una sorta di spaccato della città, perché noi diciamo che Catania è fatta a strati appunto a causa delle varie distruzioni, delle eruzioni e del terremoto. In questo punto si possono veramente vedere gli strati. Insieme a Boris Benck, il vulcanologo che forse in tanti conoscete, cioè è assurdo che a tanta distanza dall'eruzione noi in pieno centro storico possiamo vedere un tunnel lavico, un vero e proprio ingrottamento lavico. Ecco, anche la visita, la scoperta delle lave al centro di Catania possono essere un itinerario insolito da seguire. E anche le lave sono all'interno del dossier di Catania 2028, perché poi è patrimonio materiale e immateriale della città, perché le lave hanno anche forgiato il carattere dei catanesi, le eruzioni, i terremoti, perché no? E quindi l'idea che si vada dai 3000 metri del vulcano al pozzo di Gammazita e ancora più in profondità con le stratificazioni della città, Attorno al Castello Ursino. Attorno al Castello Ursino sono un argomento unico di Catania, che fanno unica anche il suo patrimonio. L'idea di visitare le lave è già nei fatti, per esempio al Castello Ursino, con il recupero del fossato, fatto anche questo da un paio d'anni durante l'amministrazione Trentino, ci dà la possibilità, non appena sarà pronto il castello, di rendere visitabile uno spaccato straordinario. Federico II, il castello, quindi le fortificazioni federiciane, le lave, la lava del 1669 che lambisce il castello e non lo distrugge, e le mura di Carlo V, quindi il simbolo di Catania, che è il Castello Ursino, e che racchiude in sé tre elementi che sono tre elementi distintivi della storia della città. E poi una piccola nota: all'inizio di questo stralcio del documentario abbiamo visto quell'affresco, anche quello forse non tutti lo conoscono perché di fatto non è fruibile, è l'affresco di Giacinto Platania che si trova all'interno della sacrestia della cattedrale di Catania, che è straordinario perché diciamo sembra quasi una visione dal drone ante litteram, perché la sua caratteristica è proprio quella di questo sguardo a volo d'uccello su tutti i paesi divorati dalle campagne, divorate dalla lava, e però non è fruibile. Ma non è fruibile. Questo non è nel dossier. Non è nel dossier, no. Ma nel dossier c'è un'altra cosa, perché il grande problema dei nostri beni culturali è che vivono da anni una frammentarietà nella gestione. Ci sono beni gestiti dal Comune di Catania, altri dalla Regione Siciliana, altri ancora dall'Arcivescovato e altri ancora dalla città metropolitana. Nel progetto di esternalizzazione dei servizi e di creazione di un sistema museale integrato c'è anche l'idea, che stiamo promuovendo da qualche tempo, di mettere tutto insieme, cioè di fare in modo che il cittadino si confronti con un sistema museale della città e non più quello del singolo ente che poi lo rappresenta, perché oggi per noi è impossibile intervenire su un bene gestito dall'Arcivescovato. Domani con un sistema integrato questo non solo sarà possibile, ma auspicabile e di grande servizio nei confronti del turista. Tra l'altro, chiudo questa nota sull'affresco, è stato realizzato un gigapixel su questo affresco con cui è possibile vedere sin il più piccolo dettaglio di questo gigantesco affresco. Allora ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per continuare il nostro viaggio fra i tesori di Catania.
Ed eccoci di nuovo in studio, insieme alla bella Gammazita continuiamo ad addentrarci nel centro storico, andiamo a visitare proprio quella parte prospiciente al porto, separato dalla ferrovia, capiremo perché quella parte è poi stata tagliata all'inizio del secolo scorso, separando, come si dice oggi, la città dal mare. Vediamo. Buonasera. Benvenuti a bordo del treno 26671. Il treno arriverà a Caltanissetta Centrale. La città in realtà non decise, la città subì una scelta fatta come dire, dagli interessi dei ferrovieri collegati a quella dei proprietari delle mine di zolfo. Inizialmente ovviamente la città non vuole essere resegata, allontanata, staccata da quella che ritiene un po' la sua risorsa anche antropologica, no? Quel tratto ferroviario interrompe l'interlocuzione della città con il mare. Benvenuti. Siamo dentro il cortile Gammazita, il luogo che custodisce la memoria del nostro bene culturale, che rappresenta un po' il nostro quartiere. E da così dicendo, nel 1282, partì un moto che ancora oggi si ricorda come Vespro siciliano. Ma chissà è un'altra storia, signori miei, e perciò cavi la lasso, e domani va conto. Mentre scorrono i titoli di coda, c'è una grande novità perché questo documentario è stato girato qualche tempo fa, in realtà quel cancello oggi non c'è più. Non c'è più, a seguito di un provvedimento del giudice è stato rimosso perché il cancello era diciamo illegittimo, era stato posto da un privato, dai residenti, sì. E il cancello non c'è più, quindi adesso è uno spazio aperto. Anche su questo, proprio con i residenti, stiamo cercando di immaginare un progetto di riqualificazione di quello spazio per evitare che diventi poi un ricettacolo di rifiuti o quindi ancora peggio, con la collaborazione certo dei cittadini che ci hanno subito intercettato. È importante perché noi sottolineavamo il fatto che era un posto appunto difficile da visitare, bisognava chiedere il permesso, bussare, invece adesso... La prima cosa che ci hanno chiesto appena ci hanno visto lì in piazza è quella di capire come fare non solo a renderlo visitabile, a continuare a renderlo visitabile, ma anche e soprattutto fare in modo che quello spazio non fosse lasciato e abbandonato al degrado, e quindi su questo stiamo cercando di immaginare delle soluzioni. Dicevo prima della messa in sicurezza del pozzo di Gammazita, che è poi l'obiettivo nell'immediato. E per arrivare al pozzo di Gammazita avete visto, abbiamo fatto questa passeggiata sul treno e abbiamo offerto la visuale dal treno che passa appunto sopra gli archi della Marina, su cui anche lì c'è una polemica atavica, abbatterli, non abbatterli. Avete visto che visuale c'è ovviamente della città, ma immaginate dall'altra parte si vede il mare, la città è divisa. Quando il sindaco trentino aveva fatto vedere il rendering di come sarebbe venuto, c'è stata davvero una sorta di ribellione da parte di tanti catanesi che sono affezionati a questi archi. Un'opinione personale? Esatto, un'opinione personale, proprio guardando l'immagine del caro Tino Vittorio, che è venuto a mancare e che spesso parlava di questo rapporto fra la città e il mare, credo che indipendentemente dall'idea di abbattere o meno gli archi della Marina, la stella polare debba essere quella di recuperare il rapporto col mare. Quindi che si tratti di un grande camminamento una volta completato il progetto di interramento della ferrovia, che faccia vedere la città e il mare dall'altra parte, o che sia una soluzione molto più radicale, naturalmente condivisa con i cittadini, credo che sia fondamentale che la città recuperi questo rapporto col mare, interrotto non soltanto da eventi naturali, e fino a lì potremmo anche starci, ma anche e soprattutto dalla mano dell'uomo che ha poi alzato edifici anziché favorire questo rapporto.
Allora, siamo in conclusione, ringrazio Paolo Di Caro, direttore Grazie a della voi. Cultura del Comune di Catania, e vi invito, se vi sono piaciuti questi stralci, a seguire la versione integrale di questo documentario Gammezita, la leggenda nel pozzo, che andrà in onda stasera su Telecolor dopo la partita della Meta intorno alle 22:10 più o meno, dipende dalla partita. E caro Paolo, abbiamo cambiato il finale, l'abbiamo tolto questo cancello, visto che il cancello non c'è più, andrà in onda con un finale, diciamo, aggiornato alle ultime novità. Grazie a voi che ci avete seguito, a tutti una buona giornata.